Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, questi i principali titoli della mattina. A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, si è verificato un incidente che ha coinvolto un bambino di 6 anni precipitato dal terrazzo di un palazzo di via Tommasi di Lampedusa. Indagini sono in corso per definire con precisione quanto accaduto. Oltre 5 tonnellate di cocaina sequestrate, valore commerciale 850 milioni di euro, il più grande sequestro di cocaina mai realizzato in Italia. Il bilancio dell'operazione della Guardia di Finanza di Palermo: costituire un osservatorio per monitorare la magistratura e coinvolgere anche elementi occulti al fine di colpire alcuni magistrati non graditi, è il piano fascista scoperto dalla DIA di Palermo. È stato arrestato l'autore dell'omicidio della donna uccisa ieri mattina in strada a Troina. La vittima è Mariella Marino, 56 anni, è stata uccisa dall'ex marito già denunciato e condannato. Infine un aggiornamento sullo scalo catanese: non è ancora a pieno regime l'utilizzo dell'aeroporto Vincenzo Bellini dopo l'incendio di domenica. Si è svolto ieri un vertice per definire la tabella di marcia sul ritorno alla normalità e l'utilizzo di Sigonella. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.